Parthene despina achrande otto. Buonasera a tutti. L'8 luglio del 2002 a Cagliari nasceva la comunità ellenica della Sardegna. Tra i fondatori c'era anche mio padre, Giorgio Dimopoulos, insieme ad altri 8 amici greci come lui e che come lui erano arrivati qui a Cagliari negli anni 60 per iscriversi all'università. Stava dando vita a un'associazione che avrebbe avuto diversi scopi. Innanzitutto quello di favorire i contatti e le relazioni tra i greci che già si trovavano qui a Cagliari, in Sardegna in generale. Intendeva promuovere rapporti fra cultura e tradizioni del popolo greco e del popolo italiano, in particolare quello sardo, e non ultimo intendeva essere un punto di riferimento per i greci lontani da casa. Ora è evidente che questa scelta nasceva da un bisogno che solo la presenza di un sufficiente numero di greci poteva giustificare. Quindi noi ritroviamo una comunità ellenica solo a partire dal secolo scorso? Bene, la storia che vi racconterò oggi non si limiterà a rispondere a questa domanda, ma vi farà scoprire un aspetto della storia, in particolare dell'etnografia, che non tutti conoscono, ma non solo sto parlando della storia greca, ma soprattutto di quella sarda. Perciò, come direbbe il mio collega Alberto Angela, seguitemi in questa sorta di viaggio nel tempo perché vi assicuro che ne vale veramente la pena, anche perché la storia che vi devo raccontare è bellissima. E allora, andiamo, no? Bene, la nostra storia è contenuta in questo libro, il registro delle sentenze proferite nell'anno 1826, che è conservato oggi presso l'Archivio di Stato di Cagliari. È una storia molto bella, vi assicuro, che ha oltre 2 secoli e che sfociò niente meno che in un processo. Era una faccenda molto seria, qui dentro c'è tutto ciò che serve per ricostruirla, solo che ovviamente non ve la posso raccontare così in 2 parole. Allora, immaginiamo di tornare indietro, di trovarci nella Cagliari del 1826 proprio, in una bella mattina di sole, nel quartiere più colorato, più rumoroso della città, la Marina. Partiamo dalla strada chiamata Saccosta, che prende il nome dal fatto di costeggiare il Colle di Castello, su cui vivono le élite della città, cioè i nobili, il clero, i militari, e addentriamoci nel Dedalo di Viuzze. Le strade di mattina sono animate dai giochi dei bambini, le sentite le voci dei venditori ambulanti, delle chiacchiere delle donne, e ci sono i mercanti che declamano a gran voce la qualità della loro merce, insomma una bella e allegra confusione.
E in mezzo alla gente che riempie la via c'è un uomo che cammina disinvolto, sicuro di sé, compare anche spavaldo quasi. A un certo punto si ferma perché ha la sensazione di essere osservato. Si gira, rimane in ascolto, si guarda alle spalle, ma non vede nessuno, si deve essere sbagliato. Si accarezza i baffi con la mano, baffi che già in molti imitano qui a Cagliari, scrolla le spalle e riprende a camminare. L'uomo coi baffi che se ne sta andando è il greco Anastasio Staico. I suoi baffi appuntiti e lunghi vengono detti proprio per il suo modo di portarli alla greca. Ecco, non si è sbagliato, perché qualcuno lo sta osservando davvero. Infatti da un angolo spunta una figura, un individuo, che segue Anastasio con lo sguardo, finché non scompare alla sua vista. È il sarto Gemiliano Medda, e con tutti i sarti cagliaritani ha un conto aperto con Anastasio e i suoi amici greci. Ma perché? Allora, torniamo per un attimo indietro, a circa 50 anni prima, 1775-76. Un certo Antonio Staico, padre di Anastasio, arriva a Cagliari dall'Epiro, questa regione segnata in verde della Grecia. Presto lo seguiranno altri greci che andranno così a formare una piccola comunità, perlomeno inizialmente. Il motivo è che i greci intendono diffondere a Cagliari l'uso di un nuovo capo d'abbigliamento, un cappotto chiamato Sereniccu, che è quello che vedete qui nella foto. Ed è proprio nel nome di questo cappotto che sta la sua origine inequivocabilmente ellenica, cioè la città di Salonicco, capitale della Macedonia greca, dalla quale vengono importati sia gli indumenti confezionati sia il particolare tessuto. Perché proprio a Salonicco i marinai, per difendersi dai rigori dell'inverno, indossavano questo capo. Molti autori, scrittori, viaggiatori dell'Ottocento ne hanno parlato. Per esempio la Marmora, nel suo primo viaggio in Sardegna nel 1819, lo descriveva così: è un capo d'abbigliamento abituale di molti cavalieri, dei notai e dei proprietari che abitano nei paesi, soprattutto dalla parte di Cagliari, ma in tal caso è guarnito di velluto ben cucito e fatto con più cura. E ancora Francesco d'Austria d'Este, che a Cagliari soggiornò e che a Cagliari sposò Beatrice di Savoia, invece lo descrive evocando il cappotto dei marinai proprio, che avevano un cappuccio che i marinai mettevano sulla testa quando pioveva. Ancora padre Bresciani, un gesuita letterato italiano, ne parlava evidenziandone la funzione di abito, di abito buono delle feste che ne facevano i cosiddetti donzelli. Continuava rilevando che questo cappotto aveva già allora una storia di alcuni secoli e che prendeva il nome dai Salonicchi, che erano capi d'abbigliamento di moderni marinai greci. Bene, oggi proprio negli atti processuali noi troviamo la conferma dell'origine ellenica del nome di questo cappotto. Però c'è un'altra zona d'Italia che ci parla di questo capo d'abbigliamento. Sto parlando del cappotto di Salonicco in dotazione alla fanteria veneta, soprattutto in uso nella stagione fredda, che veniva chiamato esattamente come il nostro. Tant'è vero che se ne parla anche in un volumetto del 1912, paragonandolo ai cappotti dei pescatori chioggiotti, come questi che vedete, che erano foderati con due grandi tasche in cui magari infilare la pipa. Ma il cappotto di Salonicco è ancora più antico, perché era in uso nelle antiche galee della Serenissima, come ci è dimostrato da questa antica stampa di Cesare Tiepolo che risale al 1590. Insomma, una straordinaria continuità di un cappotto attraverso le cui vicende possiamo ricostruire una storia lunga diversi secoli. Ma com'è il cappotto? Oggi abbiamo degli esempi. Questo è stato ricostruito dal gruppo folk Quartiere di Villanova ed è stato indossato in occasione del convegno del 2017 alla MEM, mentre accanto a Omar Fiore che lo indossa vediamo Matteo Manunza che indossa un'altra veste tipica della Cagliari che non c'è più, su Gabbano. Ma torniamo a noi adesso e alla questione fra greci e sardi. Allora, i greci sono qui e in città da un po' si parla di questi sarti stranieri. In generale il gremio dei sarti cagliaritani non vede mai di buon occhio l'arrivo di concorrenti, e questo nonostante siano protetti da privilegi catalani e spagnoli che impediscono praticamente a chiunque di gareggiare ad armi pari con loro. La parola gremio deriva da grembo, perché ci si metteva nel grembo, cioè sotto la protezione della Vergine o di qualche santo. Si tratta di organizzazioni antichissime, che compaiono in Europa nel XII secolo addirittura.
In Sardegna i gremi arrivano con artigiani catalani, valenzani, maiorchini che trapiantano qui, nell'isola, i loro ordinamenti associativi, di cui qui vediamo uno stemmario. Pensate che a Cagliari fino al 1481 nessuno poteva esercitare mestieri fuori dal castello, a meno che non appartenesse a un gremio. Praticamente quello dei sarti di Cagliari, attraverso l'apprendistato, la pratica dei 5 anni, gli esami durissimi, gestiva una sorta di, diciamo così, di numero chiuso, a volte anche respingendo proprio dei nuovi sarti, sia provenienti dall'estero ma anche da altre parti dell'isola. Da questo tirocinio erano esclusi i moriscos o i loro figli, cioè i musulmani che erano stati costretti a convertirsi al cristianesimo a partire dal 1492, anno del completamento della Reconquista. Ancora oggi, pensate, con altri 10 gremi ancora attivi a Sassari, quello di Sarti partecipa col suo candeliere in legno che vedete qui, il 14 agosto alla Faradda, che è un'antichissima manifestazione dal 2013 patrimonio dell'umanità. Comunque, all'inizio i sarti cagliaritani sottovalutano questa nuova situazione, cioè il fatto che i greci stiano producendo il cappotto in pieno regime di monopolio. Allora, i greci arrivano qui, abbiamo detto, con Antonio Staico e poi vengono raggiunti da altri connazionali e cominciano a confezionare i Serenicus, che fino a quel momento avevano avuto una diffusione limitata, anche da un punto di vista economico, perché venivano importati già confezionati da Napoli, Livorno, dalla stessa Grecia. Nel momento in cui i cappottari greci cominciano a produrlo qui, di fatto sganciano la Sardegna dalla dipendenza straniera e la nuova moda si diffonde. Quindi il Serenico diventa subito un elemento nuovo nell'abbigliamento delle classi, maggiori, sia quelle rurali che quelle urbane. Ma la svolta si ha quando comincia a mancare questo tipo di tessuto chiamato pilurzus, e questo a causa della guerra greco-ottomana. I greci non è che fossero persone che si perdevano d'animo, quindi ci riflettono, ci pensano un po' e poi decidono, produrranno altri tipi di cappotti. E così cominciano a lavorare tessuti diversi. Ed è subito un grandissimo successo, perché in un attimo questo nuovo modello esce, dai confini di Cagliari e si diffonde nel Campidano. Ora il gremio sardo e i sarti di Cagliari entrano in crisi, anche perché il gremio è già vecchio, 400 anni, ed è a quel punto che quindi cominciano a sollevarsi le rimostranze di questi sarti, che decidono di ostacolare in tutti i modi i concorrenti greci. Quindi chiedono e ottengono il sequestro di tutti i tessuti non di Salonicco che si trovano nelle botteghe greche. I greci, poverini, come fanno? Diciamo che i greci hanno sicuramente qualche dio potente che li protegge. Infatti interviene il ministro russo, che in quel periodo, guarda caso, risiede a Cagliari e ottiene il dissequestro della merce. No. Per i sarti sardi questo è veramente un affronto. Non è pensabile che si vedano scavalcati dagli stranieri. Bisogna fare qualcosa di più incisivo. Così decidono di portare gli avversari davanti al giudice. E il processo comincia nel 1825. È guerra aperta. E così davanti agli avvocati sfilano testimoni di ogni genere. Se noi oggi andiamo a leggere il libro delle sentenze, quello di cui vi ho parlato all'inizio, cioè quello sulla causa tra i greci e il gremio, ci rendiamo conto che i sarti cagliaritani cercano in tutti i modi di recuperare il terreno perduto sul mercato e sulla clientela. Ormai sono travolti dal successo consolidato di questa nuova moda greca. Però per capire meglio questa vicenda è importante vedere quali sono i due contesti storici all'interno dei quali questa storia si sviluppa. Quindi usciamo un attimo dal tribunale e cominciamo a vedere qual era il contesto sardo. L'8 agosto del 1720, in seguito al Trattato dell'Aia, il regno di Sardegna passa ai Savoia. Il primo re sabaudo è Vittorio Amedeo II, che non verrà qui per essere incoronato, ma invierà invece un viceré. Gli succederà il figlio Carlo Emanuele III, che porterà avanti una serie di innovazioni, infatti non a caso verrà detto il laborioso.
Per la città di Cagliari comincia un periodo di grandi cambiamenti, un momento in cui un processo di riforme sta percorrendo tutta l'Europa e che di riflesso produce effetti anche da noi. Il 30 agosto del 1759 a Cagliari viene inaugurata la cattedra di chirurgia, un evento di grande importanza perché si comincia a mettere ordine nel disastro, nel caos dell'istruzione medica e chirurgica che fino a quel momento non aveva, diciamo così, goduto certo di buona salute, giusto per rimanere in tema. Il 1 novembre del 1769 nel castello di Cagliari viene inaugurato il nuovo Palazzo dell'Università. Si istituisce anche per la prima volta una biblioteca, inaugurata un anno dopo, a cui verrà destinata un'apposita sala, oggi nota come Biblioteca Settecentesca, con 8.000 testi inizialmente, che oggi hanno superato, pensate, tra volumi, manoscritti, periodici, incunaboli e quant'altro, i 510.000 pezzi. Vi raccomando vivamente di venire a Cagliari a visitarla, casomai non l'aveste ancora fatto. Quando i greci però arrivano a Cagliari, l'isola è già sotto il regno di Vittorio Amedeo III, figlio di Carlo Emanuele. E questo è un periodo che verrà ricordato soprattutto per ciò che accade il 28 aprile 1794, quando la popolazione assiste e in parte partecipa a quei moti rivoluzionari definiti Vespri Sardi, che vedranno la cacciata temporanea del viceré e dei funzionari piemontesi da Cagliari e dalla Sardegna. Una giornata che ancora oggi, a distanza di oltre 2 secoli, la Sardegna celebra il 28 aprile di ogni anno col nome di Sadiedes a Sardegna. Ma il momento clou del secolo è rappresentato dall'arrivo della famiglia reale in fuga da Torino, che il 3 marzo 1799 giunge a Cagliari a bordo di una delle decine e decine di navi che accompagnano i reali. Le carrozze sono pronte al porto per condurli nella loro nuova e temporanea dimora, il Palazzo Viceregio, che in quel momento diverrà Palazzo Regio. Nelle sue stanze troveranno ospitalità Sua Maestà Carlo Emanuele IV con la moglie Clotilde, sorella del re Luigi XVI, vittima della ghigliottina come la moglie Maria Antonietta. Il fratello Vittorio Emanuele I, che gli succederà al trono con tutta la sua famiglia, cioè la moglie Maria Teresa d'Austria e le figlie. Maria Beatrice, che si sposerà qui a Cagliari, le 2 gemelle, la bellissima e sfortunatissima Maria Teresa e Marianna. Infine, nelle stanze del palazzo, il 14 novembre del 1812 nascerà colei che per tutti diverrà la Reginella Santa, cioè la Beata Maria Cristina di Savoia. Sarà battezzata lo stesso giorno dallo zio, prima viceré poi re di Sardegna Carlo Felice, e dalla di lui consorte Maria Cristina di Borbone, a cui è dedicata una delle porte della nostra città. Nella cattedrale, a pochissimi passi dal palazzo, la famiglia reale seguirà messe, parteciperà a cerimonie come comunioni, cresime e matrimoni. Il 20 giugno, per esempio, del 1812, Maria Beatrice sposerà qui Francesco IV d'Asburgo d'Este. E sempre in questa chiesa verranno celebrati funerali. Uno in particolare, che vedrà la morte il 9 agosto del 1799 del piccolo Carlo Emanuele, che verrà sepolto nella bellissima cripta dei martiri, nella cappella dedicata al nostro santo patrono, San Saturnino. Nella cappella attigua, quella dedicata a San Lucifero, qualche anno dopo verrà trasportata la salma della zia, Maria Giuseppina di Savoia, morta il 13 novembre 1810, che chiederà prima di morire di essere sepolta proprio a Cagliari, consorte del futuro re Luigi XVIII di Francia, che quindi salirà al trono dopo la sua morte. Nel 1806 Carlo Felice, allora viceré, acquista una collezione di modelli anatomici in cera realizzati dal celebre modellatore ceroplasta Clemente Susini. La collezione, arrivata appunto a Cagliari nel 1806, andrà ad arricchire le collezioni del Museo di Antichità e Storia Naturale, fondato dallo stesso Carlo Felice, che sarà l'embrione di quello che oggi poi è il nostro museo più visitato, il Museo Archeologico. Vi raccomando vivamente di venire a visitare le collezioni di Clemente Susini nella cittadella dei musei di Cagliari, perché ne vale veramente la pena.
insomma, l'abbiamo capito. Cagliari in questo momento è una città veramente illuminata, ma in tutti i sensi. Sì, nel 1811 infatti viene installata la prima illuminazione pubblica e sistemata la rete stradale. Vediamo qui una foto del 1867 con foto di un gruppo di baldi giovani con uno dei due lampioni segnati col puntino rosso. Quindi insomma il commercio dei cappotti sereni qua a Cagliari nasceva in un nuovo clima sociale e culturale, e questo sarà il periodo di maggior successo dei sarti greci, il periodo in cui i loro manufatti cominciano a essere preferiti a quelli dei sarti del gremio cagliaritano. E in Grecia cosa succedeva? La Grecia nel frattempo è sotto la dominazione dell'impero ottomano. Il 29 maggio del 1453 gli ottomani conquistano Costantinopoli, è la fine dell'impero bizantino e l'inizio della storia moderna della Grecia. Il paese resterà sotto la dominazione turca per 4 secoli, combattendo e difendendosi strenuamente. Il 25 marzo 1821 segna la data in cui oggi si celebra la festa dell'indipendenza greca, i Merenex Artisias. Indipendenza che arriverà ufficialmente solo nel 1827, quando le flotte inglesi, francesi e russe sconfiggeranno le forze ottomane nella celebre battaglia di Navarino. Questa vicenda della Grecia commosse tutta l'Europa, infatti molti paesi andarono in aiuto del popolo greco, così come fece anche lo scrittore Lord Byron, che qui vediamo in abiti orientali. La Grecia, purtroppo, come sempre succede in questi casi, poi pagò anche il suo tributo di eroi. Ce ne sono tantissimi, ma forse il più famoso è il povero Theodoros Kolokotronis, che fu impalato e bruciato come un animale allo spiedo. Questa guerra di indipendenza, proprio per le atrocità perpetrate dai turchi, venne vista sotto una luce romantica, e in molti celebrarono questo aspetto di tormento e passione. Per esempio è il caso del quadro di Eugène Delacroix del 1824, che rappresenta il massacro di Chio, dove i turchi trucidarono ben 20.000 persone, le cui ossa sono oggi conservate nell'ossario del monastero di Neamonia a Chios. Durante gli anni di cui stiamo parlando, molti greci si spostarono lungo l'Europa, molti arrivarono in Sardegna, che era un'isola che ancora in quel momento il governo piemontese giudicava sottoutilizzata dal punto di vista produttivo. Tra l'altro, circa 20 anni prima dell'arrivo dei nostri greci, il 15 settembre 1751, era stata creata la colonia di Montresta, che è un paese a una decina, 15 km più o meno da Bosa, in Sardegna. Era stato popolato da greco-corsi coordinati da alcuni connazionali, ma poi il progetto non era andato a buon fine. Tornando a Cagliari, però, come si può spiegare questo successo dei greci? Cioè, possiamo dire che avevano maggiori capacità e superiorità rispetto agli artigiani sardi, cioè erano imprenditori migliori? Ma giudicate voi, vediamone qualcuno. Per esempio Giorgio Giurti, affari nelle miniere, viceconsole generale di tutte le Russie. Anastasio Staico, proprietario di imbarcazioni, tonnare, proprietario di case e magazzini in cui teneva botti, barili e sale. Teodoro Pacchi, fra i greci più importanti a Cagliari, industriale, negoziante, commerciante di cuoio, di zucchero, di grano, di caffè, un eclettico del commercio. Fra l'altro aveva ricevuto in regalo un negozio di caglierie dal suocero. Non contento, aveva cominciato a studiare gli speziali, ed ecco che a un certo punto lo ritroviamo ad acquistare e commercializzare niente meno che sanguisughe. Un genio proprio. Ancora, un altro greco, Cristoforo Gunnar, prestatore di denaro nei confronti di commercianti, non solo di Cagliari, con l'impegno però per la controparte di effettuare la restituzione in formaggio, quindi con la possibilità di avviare un'altra attività parallela. Qualche volta, diciamo, fu anche sospettato di essere un usuraio. Ancora Giorgio Suliotis, negoziante di tessuti, telerie, berretti e cappotti. Tra l'altro oggi fra i discendenti di questi greci ritroviamo Marinella Staico, che ha un atelier ad Assemini, e la famiglia Sulliotti, che gestisce un'attività di dolciumi molto nota a Cagliari. Comunque i più grossi centri di smistamento dei cappotti erano Napoli, Livorno e Malta, tutti sedi di colonie greche. Quindi sicuramente i capottari greci di Cagliari avranno soggiornato in questi luoghi e magari avranno preso delle informazioni da connazionali, da mercanti che magari viaggiavano a Cagliari.
Poi in mezzo a loro, ahimè bisogna dirlo, c'era anche la cosiddetta pecora nera del gruppo, come acutamente l'ha definita dottor Carlo Pillai, cioè un individuo che ritroviamo con nomi diversi e che si spacciò per fratello di Giorgio Gunnari, il prestatore di denaro a fronte di formaggio, con nome Don Benedetto Ballero di Alghero. Quindi si fece consegnare una somma, insomma, rilevante, scrisse la ricevuta in greco, quindi non si capiva nulla, e sparì. I compatrioti immediatamente lo denunciarono, anche per prendere le distanze, e fu portato nelle carceri di San Pancrazio. Se in un primo momento questa comunità rimase isolata, subito dopo cominciò a integrarsi rapidamente, strinse matrimoni, alleanze patrimoniali ed economiche, si inserì sempre di più nella vita della città. A questo va aggiunto che è vero che la Grecia era lontana, ma tutto sommato dal punto di vista del territorio Grecia e Sardegna erano e sono tuttora molto simili. Non solo, ma considerate anche la forte omogeneità che c'è tuttora fra i riti ortodossi e quelli cattolici, soprattutto per esempio per quanto riguarda il culto dei santi. Pensate al culto nostro di San Basilio e di San Gregorio, oppure il culto della dormiente a Ferragosto. Insomma, erano tutti elementi questi che comunque favorivano sicuramente il processo di adattamento. Inoltre l'industria dell'abbigliamento, che il gremio aveva tenuto segregata per secoli con tutte queste regole, statuti, di colpo si scopriva indipendente, quindi in un certo senso anche grazie a due importantissime innovazioni che i greci introdussero. Innanzitutto consentirono l'ingresso delle donne in questo settore e poi insegnarono il lavoro ai loro apprendisti sardi, che chiamavano Mutsus, mentre quelli dei sarti sardi erano gli Izeracus. Cosa assolutamente innovativa questa rispetto alle regole dei sarti cagliaritani. Quindi queste persone di colpo si ritrovavano liberate dalle maglie del gremio e potevano accedere più facilmente a questa professione. Ed ecco quello che sono riuscita a ricostruire della situazione di case, negozi e magazzini della marina in questo periodo. Ovviamente quelli di proprietà dei greci. Vedete i pallini celesti, verdi e rossi? Ecco, sono appunto gli edifici di proprietà o dati in gestione comunque ai greci. La marina, per chi non fosse di Cagliari, è il quartiere segnato da questo tratto nero, mentre questi cerchietti azzurri proprio identificano i punti dove stavano gli edifici dei greci. Una piccola colonizzazione. Durante il processo quindi furono sentiti i testimoni a favore degli uni e degli altri, chiaramente. Questa causa vide la comunità dei greci difendersi contro il gremio dei sarti cagliaritani e alla fine terminò con una sentenza emessa il giorno 8 novembre del 1826. Però prima di leggerla bisogna pareggiare i conti con i sardi di questa vicenda, che sì, è vero che erano così legati al loro sapere al punto da difenderlo con vigore dall'assalto dello straniero. Allora, per par condicio dobbiamo dire che nel rapporto con gli stranieri i greci anticamente perlomeno non si ponevano troppo bene. Coloro che non condividevano con gli ellenici la cultura erano barbari. Barbaro era colui che non è greco e che usa un linguaggio balbettante, agli occhi dei greci incomprensibile. Il pensiero greco, le lettere, il sapere in vari campi della conoscenza era tutto ciò che distingueva la civiltà dall'inciviltà. La religione greca, i valori sociali e comportamentali dei greci non potevano soccombere a quelli degli stranieri. E le vicende storiche e politiche dell'antica Grecia testimoniano la strenua difesa che i greci intrapresero nei confronti delle loro peculiarità culturali, cosa peraltro che i greci hanno continuato a fare con forza anche durante la dominazione turca. I greci giudicavano se stessi un popolo civilizzato e il loro era un pensiero etnocentrico che assegnava priorità ai propri modi di vivere e ai propri strumenti di interpretazione del reale. Pensiero rafforzato forse anche dall'aver creato la filosofia, forse qualcos'altro di altrettanto importante, magari giunto fino a noi, chissà. Contrariamente al barbaro, che si accontentava di cogliere o di cacciare quello che trovava in natura, il greco riteneva che elaborando lui stesso l'alimentazione attraverso l'agricoltura avrebbe elevato la sua condizione umana. E gli alimenti che simboleggiavano per eccellenza questo status di essere civilizzato erano il pane di grano, il vino, l'olio d'oliva e a un altro livello il formaggio. In altri termini, tutto ciò che non esisteva allo stato naturale ma che veniva ottenuto grazie all'intervento e alla trasformazione dell'uomo era considerato nobile. Solo così l'uomo poteva aspirare alla civiltà. Guardate, è curioso che oggi proprio l'olio, il formaggio e in misura minore il vino siano ancora i prodotti greci più conosciuti nel mondo. Chissà, forse non avevano del tutto torto.
In effetti, se noi guardiamo indietro con questa ideologia, la Grecia è stata la prima area in Europa dove sono sorte delle civiltà avanzate, in particolare la civiltà minoica sull'isola di Creta, la civiltà micenea nel Peloponneso, che erano già in piena fioritura 1500 anni prima della nascita di Cristo. E da qui gli antichi greci si sono sempre mossi, spinti a viaggiare, a conoscere, ad andare oltre l'orizzonte. Vi ricordate il fattore Ulisse con cui abbiamo iniziato questo racconto? Di tutti i libri giunti fino a noi, il più antico è quello scritto da Omero, che ci ha consegnato il germe del concetto di destino, a cui l'uomo non può opporsi. E allora, per dirla con Omero, forse era destino che la vicenda giudiziaria greci contro sardi si concludesse così. Ora leggiamo la sentenza. La Reale Udienza, sentita la relazione degli atti, ha pronunciato e pronuncia doversi absolvere i medesimi capottari greci dalle istanze del gremio dei sartori di questa città a D 8 novembre 1826. Avevano vinto i greci. I sarti cagliaritani avevano sempre permesso che i manufatti giungessero a Cagliari dall'estero, non potevano ora contrastarne la diffusione, benché prodotti in loco. E poi, diciamocela tutte, insomma, i greci vantavano la protezione di un dio potentissimo, il dio Hermes, dio dell'astuzia, della furbizia, protettore dei viaggiatori e dei commercianti, vabbè, anche dei ladri. E dei gremi che cosa ne fu? Tutti i vincoli che ponevano all'epoca erano già percepiti troppo restrittivi per il mercato e per il lavoro, e così la legge del 29 maggio del 1864 li dichiarò illegittimi. Alcuni si trasformarono in società che si dedicarono a culti e feste religiose, altri confluirono nelle nascenti società di mutuo soccorso. Terminiamo con una frase estratta da un discorso di Khalil Gibran. Είμαστε ταξιδιώτες και ναυτικοί, και κάθε μέρα ανακαλύψαμε μια νέα περιοχή στη ψυχή μας. Siamo stati viaggiatori e navigatori, scoprendo ogni giorno regioni nuove della nostra anima. Vi lascio con qualcosa che spero sia un augurio per tutti noi, per il futuro. Grazie a tutti. Sorba, adesso. Sorba!